Eccoci pronti, tante le notizie nel nostro TG, cominciamo dai titoli. 3 persone sono state arrestate per l'omicidio di Vincenzo Cordì, l'uomo ucciso e bruciato la notte del 12 novembre scorso a Roccella Ionica. Gli arrestati sono la moglie, l'amante di lei e il figliastro dell'uomo. Ha costretto moglie e figlia a prostituirsi per 5 euro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza, ai domiciliari anche il figlio. Il segretario del PD Nicola Zingaretti a Catanzaro lancia un piano per la Calabria e la ricostruzione del centro-sinistra. Preoccupa lo sciame sismico che da più giorni si registra nel territorio di Albi, nel Catanzarese, paura tra la gente dopo l'ennesima scossa. La psicosi coronavirus ha messo in ginocchio le attività commerciali gestite da cittadini cinesi in pochi giorni, vendite crollate del 70%. La Regina si aggiudica il derby con la Vibonese, poker del Catanzaro, ancora sconfitto il Rende. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, in apertura alla cronaca con 2 storie davvero terribili. Cominciamo dalla Locride. Vincenzo Cordì fu ucciso e bruciato vivo nel dicembre scorso. Oggi sono finiti in manette la moglie, l'amante di lei e il figlio avuto dalla donna da una precedente relazione. Per tutti l'accusa è di omicidio. Vediamo. Emerge un quadro terrificante nell'indagine sull'omicidio di Vincenzo Cordì, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato la sera del 13 novembre scorso nella zona di Scialata, un'area di montagna del comune di San Giovanni di Gerace, entroterra della Locride. Ad uccidere Vincenzo Cordì, perché non si è trattato di un suicidio, è stata, secondo le risultanze dell'inchiesta della Procura di Locri e dei Carabinieri, la moglie Susanna Brescia, classe 77, disoccupata, l'amante di lei, un operaio di 40 anni, Giuseppe Menniti, e il figlio della donna nato da un precedente matrimonio, Francesco Sfara. Sarebbe stata la donna ad attirare nel tranello Cordì. Con un inganno riuscì a portarlo nella zona di montagna. Lì, con l'aiuto degli altri 2 complici, avrebbero tramortito l'uomo e poi appiccato il fuoco. I carabinieri, d'accordo con la procura, hanno insistito, hanno voluto vedere chiaro. L'ipotesi del suicidio non li ha convinti. Nella conferenza stampa al comando gruppo dei carabinieri di Locri è stata spiegata nei dettagli questa terribile vicenda, ma è stato anche evidenziato l'impegno in sinergia tra Arma e Procura, oltre ovviamente a tutti gli altri specialisti dei Carabinieri che stanno dando un contributo importante. Molte cose sono state già acquisite, ulteriori esami sono in corso e certamente porteranno ancora consistenza al quadro che nella conferenza stampa è stato definito probatorio e non indiziario. C'è la certezza, insomma, che i 3 siano i responsabili di questo terribile atto. È stato un omicidio particolarmente efferato e quando non si iscrive in un ambito di criminalità organizzata ci si è sentiti un po' in dovere di trovare una soluzione, però non è facile, perché un conto sono le convinzioni su dove indirizzare le indagini, un conto è poi trovare gli elementi di prova, e questo è stato fatto grazie proprio allo sforzo investigativo operato dai carabinieri di Roccella, da tutti l'Arma dei carabinieri che ha contribuito a questo risultato. A Cosenza un'altra brutta storia costringeva la moglie e la figlia a prostituirsi per pochi euro. Adesso l'orco è stato arrestato e con lui anche il figlio. Il procuratore del Tribunale di Cosenza, Mario Spagnuolo, parla di campionario degli orrori. Vediamo.
Lui picchiava la moglie 51enne che ha anche delle disabilità mentali e la costringeva a prostituirsi per pochi euro, ma davvero pochi, 5 o 10 al massimo. Stessa sorte toccava alla figlia 20enne e se le due malcapitate si rifiutavano erano botte. In questa triste vicenda, segno di un degrado sociale senza paragoni, ha un ruolo anche il figlio dell'uomo. Anche lui partecipava a questi atti di vera schiavitù e anche lui picchiava madre e sorella. Adesso i carabinieri hanno portato in carcere l'orco cosentino che ha 53 anni e posto ai domiciliari anche il figlio 20enne. Le due donne sono state portate in una residenza protetta. La vicenda non sarebbe mai venuta alla luce se non fosse stato per un cliente delle due donne che non ha agito certo per umanità, ma perché si era seccato di ricevere continue richieste di denaro. Dopo aver pagato 5 euro per una serie di prestazioni sessuali, il nostro orco gli chiedeva continuamente soldi e allora in un clima in cui la percezione dell'illecito è praticamente zero, questo cittadino si rivolge al comandante della stazione dei carabinieri e lì riceve l'adeguato ascolto e soprattutto parte a un'indagine che viene sviluppata in tempi brevissimi. L'uomo ha ammesso di aver avuto ripetute contatti sessuali tanto con la moglie del 52enne quanto con la figlia che venivano vendute alle cifre di 5-10 euro a prestazione, prestazioni che avvenivano in contesti cittadini anche frequentati da altri cittadini, il parcheggio della stazione di Vagliolise o l'area verde che si trova sotto il ponte di Calatrava, secondo una modalità operativa che ormai era purtroppo tristemente consolidata. Nelle numerose intercettazioni effettuate dai carabinieri si sentono chiaramente le espressioni ingiuriose e mortificanti rivolte alle due donne, che non hanno avuto la forza di ribellarsi. È triste dover sottolineare che in tanti dovevano sapere e tutti, colpevolmente, hanno taciuto, forse per anni. Un'abitazione in fiamme nella notte sulla costa tirrenica cosentina. Sulla costa tirrenica Reggina, l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. All'interno della casa l'esplosione di 2 bombole di gas, resta ferito per fortuna in modo lieve un vigile del fuoco, vediamo. Intervento questa notte a Lazzaro sulla costa ionica Reggina ad un tiro di schioppo da Reggio Calabria. Intervento dei vigili del fuoco per un vasto incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione dove c'erano anche delle bombole di gas e altro materiale. Dopo la segnalazione sono intervenute sul posto 3 autobotti. Qui un momento importante dell'incendio è stato subito domato e contenuto, ma i problemi non sono mancati perché durante il lavoro dei vigili del fuoco 2 bombole sono scoppiate. C'è stato un ferito, per fortuna lieve, si tratta di un pompiere, le sue condizioni non destano assolutamente preoccupazione. Per tutta la notte i vigili hanno lavorato e anche nella mattinata si è ancora rimasti sul posto per evitare ulteriori problemi. All'interno dell'abitato è tutto distrutto, ma per fortuna non ci sono vittime né feriti, a parte, come detto, il vigile del fuoco che è stato giudicato guaribile in pochissimi giorni. Una notte d'inferno dunque a Lazzaro, tanta preoccupazione, un grande spavento e per fortuna niente di più. La politica con il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che nel pomeriggio è stato a Catanzaro. Abbiamo combattuto, ha detto nell'analisi del voto regionale, ora però necessita un rilancio, un piano per la Calabria e poi la ricostruzione del centro-sinistra. Divisi, ha detto, si perde. Vediamo. Manteniamo le promesse, ha esordito così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che è tornato in Calabria all'indomani del risultato delle regionali. Incontro politico con quello che potremmo definire il PD voluto da Zingaretti, presenti il commissario Stefano Graziano e i neoeletti consiglieri regionali. Si guarda al futuro, le indicazioni da Roma. Io metto la faccia ovunque, nelle battaglie giuste, anche in quelle difficili,
e soprattutto torno anche dopo le elezioni. Non so se tanti leader della destra che hanno battuto questa terra prima del voto siano tornati, penso di no, ma noi siamo fatti così, quando ci prendiamo degli impegni si torna e ora si rilancia nella strada del rinnovamento e di un piano per la Calabria, perché questa terra va amata e ha bisogno ora di un grande riscatto. Analisi del voto inevitabile, dai numeri si evince, lo dice Zingaretti, ciò che è accaduto. Sono contento che il Partito Democratico è il primo partito della Calabria e ovviamente mi dispiace che le divisioni in questo campo ci hanno impedito di vincere in Calabria, però io non vengo solo per chiedere voti, vengo per essere vicino a questa terra e per promuovere il riscatto. Questa è la differenza e ora si apre una fase nuova anche in Calabria. Il piano per la Calabria è ricostruzione di una forza politica e di un campo di forze per spingere il nuovo governo che ancora non si è insediato in Calabria a mantenere gli impegni. Cambiamo argomento, ci spostiamo ad Albi, piccolo centro della Presila Catanzarese dove c'è paura. Più di 50 le scosse di terremoto negli ultimi 15 giorni, l'ultima la scorsa notte, quindi cresce la paura tra gli abitanti. Per i sismologi si tratta di normale sciame sismico. Vediamo. Gli uomini della Protezione Civile si aggirano per il centro di Albi, una presenza rassicurante nel comune ballerino della Presila Catanzarese. È dal 17 gennaio scorso che i cittadini vivono la preoccupazione per uno sciame sismico iniziato con una forte scossa avvertita in diverse province e proseguito al ritmo di decine di movimenti tellurici che tengono in allarme la popolazione. Gli ultimi episodi hanno provocato il panico. La scossa più forte alle 20:24 con un magnitudo 3.1 e una profondità di 6 km. Diverse famiglie sono riversate in strada e hanno trascorso la notte nelle auto. Le rassicurazioni in questi casi non bastano. Nessuno sa con certezza quale possa essere l'evoluzione del fenomeno e lo sciame sismico ha messo a dura prova la tenuta psicologica degli abitanti. Abbiamo cercato di informare la popolazione facendo venire qui anche un responsabile della Protezione Civile, spiegando che per quanto spaventoso sia è un qualcosa di normale, non si tratta di un evento sismico non di elevata intensità, che però purtroppo, vista la durata, perché sono più di 15 giorni, spaventa tutta la popolazione. Ha stravolto l'ordinario, la quotidianità, quindi è su quello che dobbiamo cercare di intervenire. Nel centro presilano e in altri limitrofi sono state chiuse le scuole a scopo precauzionale, vanno eseguiti accertamenti sugli stabili, sollecitati dalle continue scosse. Le scuole le abbiamo chiuse perché comunque 17 scosse nella giornata di ieri possono aver toccato gli edifici, ma quindi le abbiamo chiuse a scopo precauzionale, giusto per andare a dare un'occhiata, una verifica agli edifici strategici. Se no cerchiamo di mantenere una normalità, per quanto difficile sia. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile, che è in contatto con i sindaci del territorio coinvolto, con i quali sta organizzando incontri con la popolazione per fare il punto sul fenomeno in corso, sui piani di protezione civile e sui comportamenti da adottare. E c'è un'altra paura, questa globale, parliamo del coronavirus, che rischia di mandare in tilt l'economia cinese sul territorio. Tante tra l'altro le aziende anche in Calabria. Il fatturato, pensate, è crollato del 70%. Vediamo. Anche in Calabria il coronavirus fa paura, non ci sono casi di contagio, ma la psicosi dilaga e i negozi gestiti dai cinesi rimangono vuoti. Vedete, aziende che danno lavoro anche a molti italiani che oggi, a causa di un allarme immotivato, registrano un brusco calo del volume degli affari. Sono meno clienti, sì, perché loro ce l'hanno paura che loro ce l'hanno virus, invece questa non è vero, perché noi siamo già qua. Da quando è uscito questo virus, noi eravamo già qua a questo negozio, quindi questo negozio non c'è coronavirus. Tu da quanto tempo lavori per questa società gestita da cittadini cinesi? Io sono quasi 3 anni che lavoro qui, è tutto bene, mi trattano bene, sono tranquilli,
anche per questa cosa del virus loro non sono andati in Cina. Deserti i ristoranti cinesi, ma pochi clienti anche negli empori, nei negozi di casalinghe e abbigliamento gestiti da cittadini cinesi. Il nostro match è arrivato parecchio tempo fa, diciamo 3-4 mesi fa. Questo virus è appena uscito da 1 settimana, 2 settimane fa, per questo non c'entra niente con virus. Oggi pochissimi gli scontrini battuti in questo esercizio commerciale, in pochi giorni dimezzate le vendite. Più di 50, forse 60-70 diciamo, perché adesso non so come mai ci sono poche persone adesso. Ma adesso c'è il rischio di una riduzione del personale? No, licenzia no, però faccio andare un po' di vacanza, hai capito? Però ci sono pochi gente, anche pendenti, non serve tanti, lo faccio loro andare vacanza, andare a fare ferie. Eppure non c'è nessun pericolo, non si rischia il contagio, ma la paura più grande adesso è che la psicosi coronavirus possa mettere in ginocchio aziende importanti per l'economia del territorio. Da quanto tempo mancate dalla Cina? Quasi più di 10 mesi, siamo tutti più di 10 mesi, non siamo andati in Cina, sempre stare qua, lavoriamo. Quindi non c'è pericolo per il coronavirus? No, non ce n'è, può stare tranquillo. Parliamo delle prossime amministrative a Crotone perché Carlo Tanzi, che nei giorni scorsi lo aveva annunciato, conferma l'impegno politico di Tesoro di Calabria ed è pronto a presentare liste candidato a sindaco per le prossime amministrative a Crotone. Vediamo. Dopo il buon risultato alle ultime regionali, Carlo Tanzi riparte con Tesoro di Calabria puntando alle amministrative di Crotone con una lista pronta a candidare un competitor per la poltrona di primo cittadino. Vincenzo Voce, fra i più votati nella circoscrizione centro con 2.500 preferenze raggiunte dall'ingegnere, sarà lui il designato e lo stesso Tanzi si candiderà a supporto. Ripartiamo proprio da qui, ripartiamo da 60.000 preferenze e con questa base enorme che abbiamo costruito in soli 3 mesi noi vogliamo ramificarci in tutta la Calabria e partire proprio da Crotone in vista delle future elezioni. La rivoluzione arancione dunque riparte questa volta dalla città di Pitagora per poi puntare ad altre piazze. L'obiettivo è sempre lo stesso, liberare la Calabria da malaffare e politici corrotti per ridare dignità alla nostra terra. Con una grande voglia dei crotonesi di liberarsi dei pesi di potere di vario tipo del passato. Crotone si vuole liberare e ha scelto Tesoro Calabria, ha scelto Enzo Voce e ha scelto Carlo Tanzi. Ecco, noi dobbiamo dare seguito a questa richiesta del territorio. Nonostante le tante difficoltà ci sta Gentaglia che sta mettendo in giro delle voci assurde sul nostro movimento eccetera, però noi abbiamo dimostrato con i fatti di aver ricevuto la stima dei calabresi liberi e per bene. Successo a Mendicino per il primo talk dedicato alla medicina, un'iniziativa organizzata nell'ambito delle giornate rotariane per la salute. Vediamo. A Mendicino il primo talk dedicato alla medicina, 8 specialisti a confronto con i cittadini, pediatri, chirurghi, oculisti, odontoiatri, anestesisti e un ricercatore del CNR hanno risposto alle domande del pubblico presente sulle principali patologie, successo per l'iniziativa inserita nelle giornate rotariane della salute. È un format innovativo per noi perché in passato il Rotary ha sempre agito organizzando le domeniche della salute. Questo è un format di tipo diverso, interattivo con i cittadini, per dare loro la possibilità di fare delle domande e con i nostri specialisti che sono soci del club abbiamo risposto, certo nel limite in cui questo è possibile perché è un'attività che punta ad innalzare il livello delle conoscenze dei cittadini su quelle che possono essere le patologie più importanti delle malattie che si riscontrano in queste comunità e quindi di fatto si punta ad innalzare il livello della qualità della vita, che poi è uno degli obiettivi dell'attività del Rotary.
Tra gli obiettivi della serata, la prevenzione. Abbiamo cercato con questa manifestazione appunto di porre le nostre esperienze, le nostre capacità professionali al servizio del cittadino. Chiunque è potuto intervenire appunto per porre domande, quesiti inerenti alle varie competenze specialistiche, e speriamo di poter in qualche modo anche implementare e continuare su questa strada, ponendoci sempre più al servizio della comunità in cui siamo integrati e della cittadinanza. E ora ci colleghiamo con Sanremo, lo faremo in tutti i giorni del festival. Una nostra troupe sta seguendo quello che accade nella città dei fiori in questi giorni molto intensi, e tra l'altro oggi siamo più alla vigilia del festival. Ci sono tanti calabresi che lavorano in questo momento nella città dei fiori. Vedo già Giuseppe Greco. Giuseppe. Buonasera a tutto lo studio, buonasera a te Rosalba, siamo qui pronti già in Piazza Colombo e questa sera c'è l'inaugurazione ufficiale del Red Carpet e quindi stanno passando proprio in questo momento sul Red Carpet tutti gli artisti del festival. Bene, allora noi continueremo a collegarci con te. Raccontaci qualcosa di calabrese. Oggi abbiamo visto anche nel collegamento delle 14:30 con Affidato, quindi tutto ciò che sono i premi che poi saranno, come dire, consegnati a Sanremo. Quanti calabresi lavorano in questi giorni per il festival? Allora, in questi giorni di calabresità ne avremo veramente tanta. Come dicevamo oggi si è parlato con il maestro Michele Affidato per i premi che ha preparato da consegnare durante la settimana sanremese. Ce ne saranno tanti, ma sono veramente tanti i calabresi che porteranno sulla tavola di questa bellissima città ligure. Sentite anche l'accoglienza e il calore in questo momento che c'è qui in Piazza Colombo per gli artisti naturalmente che stanno passando, ma soprattutto per come dire, l'accoglienza anche alle persone che arrivano da fuori, i nostri concittadini ad esempio calabresi e tante altre regioni d'Italia che vengono qui per parlare di turismo, di territori e organizzare quello che è possibile anche come attività di promozione territoriale, come quello che farà la Calabria giorno 5 presso Casa Sanremo. Quindi saremo qui a provare delle grandi emozioni perché ci sentiamo veramente come dire, calabresi nella città ligure, assaggiando i nostri piatti che conosciamo benissimo, ma soprattutto ad ascoltare il parere degli altri e invitarli a venire in Calabria, una grande regione tutta da amare e da visitare. Grazie Giuseppe, allora ci risentiamo nei prossimi collegamenti, nei prossimi giorni e speriamo di avere nella tua postazione gli artisti per le canzoni che poi cominceremo a commentare. Buon lavoro! Grazie, buon lavoro anche a voi! Continuiamo con il nostro TG, c'è lo sport, cominciamo con la Serie B e con la sconfitta del Crotone a Empoli, vediamo. Doveva essere la gara del riscatto dopo lo scivolone in casa con lo Spezia ed invece ad Empoli il Crotone incappa nel secondo stop consecutivo. Ad aprire le marcature la rete di Gennaro Tutino al 17esimo che ben appostato corregge in rete il tiro cross di Fiamozzi. Neanche il tempo di metabolizzare il gol che arriva il raddoppio con un tiro dai 25 metri di Mancuso. 3 minuti più tardi la squadra di Stroppa rischia di capitolare al 25esimo con la conclusione strozzata di Mancuso a tu per tu con Cordaz. Allora Crociata suona la carica e dopo aver scheggiato il palo prima dello scadere accorcia le distanze, poi nel secondo tempo, nonostante i tentativi di raddrizzare la sfida, arriva il gol del KO definitivo al 16esimo con Henderson. Errori evitabili, dice Stroppa nel post gara che analizza la sconfitta. Cambiare qualcosa bisognava cambiare la testa, bisognava avere più attenzione, quindi il mio pensiero va alle cose scontate, quindi la palla alle spalle, mi riferisco a una delle azioni pronti via, palla al portiere, palla lunga e noi siamo
in piena lettura e andiamo in difficoltà lì. Il secondo gol, mi ricordo, ancora una palla lunga, Golemic la gioca a Tutino, quindi parliamo di errori sicuramente evitabili. Sicuramente sembrava che l'approccio fosse giusto, ma è durato troppo poco, perché la prima situazione dove siamo andati in difficoltà sembrava avessimo perso le certezze, e poi soprattutto quando abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo, non in maniera fluida come al solito, e quando arrivi negli ultimi metri e sbagli un cross e sbagli una situazione, non credo che sia regalare qualsiasi situazione agli avversari. Per la Serie C la Regina si aggiudica il derby con la Vibonese, poker del Catanzaro ancora sconfitto il Rende, vediamo. Non ha avuto vita facile la Regina a Razza, la Vibonese ha messo a dura prova la tenuta della capolista, soprattutto nella fase iniziale del primo tempo, quando con Emmaus in particolare ha avuto l'occasione per sbloccare il risultato. Poi pian piano è venuta fuori la forza degli Amaranto, che al secondo assalto hanno conquistato il calcio di rigore assegnato per un presunto fallo di mani di Peterman e contestato ai padroni di casa, che ha permesso a Dennis di siglare la sua 10ª rete stagionale. Nella ripresa i vani tentativi di Bubas e Bernardotto di riportare il match in parità e la festa della Regina, che mantiene il vantaggio di 6 punti sul Bari Maidomo. Il Catanzaro di Auteri è di nuovo una squadra brillante e cinica. Le manovre di assestamento messe in atto nel calciomercato hanno regalato ai giallorossi l'equilibrio e la capacità di andare a segno con regolarità. Corapi e Tulli, gli uomini in più per la squadra calabrese, che contro la Viterbese, dopo un avvio complicato, ha preso il largo. Bravo l'attaccante ex Trapani ad approfittare della corta respinta della difesa laziale per trovare il gol del vantaggio. Poi nella ripresa il raddoppio sull'asse Corapi-Tulli, con la conclusione della posizione defilata della punta. Il tris di Bianchimano, abile ad approfittare di uno sbaglione della difesa ospite e a bucare Pini. Di Celiento, con un bel colpo di testa, la rete del 4-0. Cade il Rende sotto i colpi del Teramo, sconfitta pesante per i biancorossi di Rigoli, che vanno in svantaggio subendo il gol in acrobazia di Cancellotti. A vuoto i tentativi del Rende, sfortunato con Collocolo, bel colpo di testa a botta sicura che finisce sulla traversa. Nella ripresa il gol di Magnaghi, che sfrutta la sintonia con Santoro per trovare una doppietta risolutiva in 5 minuti. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Continua il dominio dell'alta pressione alimentata da aria subtropicale su Spagna, Mediterraneo occidentale e Italia, quindi anche sulla nostra regione, dove le temperature proprio nel periodo statisticamente più freddo dell'anno sono invece ben al di sopra delle medie del periodo, con presenza di nubi sparse sui versanti tirrenici causate dall'afflusso di aria più umida nei bassi strati da ovest. Domani ancora parzialmente nuvoloso sui litorali tirrenici del Cosentino, su catena costiera, Lametino, Vibonese e Reggino Tirrenico, con possibili deboli isolate piovigini. Altrove poco nuvoloso. A partire dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici e zone interne del Cosentino e sull'Ametino. Temperature in deciso rialzo, in particolare su Crotonese, dove si potrebbero anche superare i 20 gradi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani i venti tenderanno a disporsi ovunque da ovest, moderati in prossimità delle coste, forti al largo sul Tirreno, moderati sullo Ionio. Il Mar Tirreno diverrà molto mosso, localmente agitato in serata, mentre lo Ionio sarà mosso sotto costa, molto mosso al largo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.